Buonasera, i titoli con le principali notizie. Intimidazione al deputato regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano, colpi di pistola contro la vetrata della sua segreteria politica a Licata, in provincia di Agrigento. A Palermo è polemica sul permesso premio concesso a Raffaele Galatolo, killer ergastolano dell'Acquasanta. Il fedelissimo di Totò Riina sta trascorrendo le vacanze nel suo quartiere. Il comune di Bagheria sostiene chi denuncia il pizzo con uno sconto sulla Tari. Il sindaco dice un aiuto per gli imprenditori onesti. A Catania ha convalidato il fermo dei 2 uomini che hanno stuprato la donna sotto gli archi della Marina. La vittima stava cercando una presa per caricare il suo cellulare e poi la violenza. San Cristoforo come Caivano a Catania, prima riunione al comune con il commissario straordinario di governo per la sicurezza Fabio Ciciliano per gli interventi nel quartiere. Sabato scatta la stagione dei saldi a Catania, in tanti prima controllano il cartellino iniziale della merce da acquistare per evitare fregature. Agrigento, capitale della cultura 2025, degli errori di grammatica e cartelli con strafalcioni che indicano la Valle dei Templi e la casa di Pirandello. Calcio, al via da oggi il mercato invernale in casa Catania. La priorità è sfoltire la rosa, fumata bianca per la cessione dell'ACR Messina. L'80% delle quote del club passano alla società AD Invest. Buonasera, e dunque a Licata, intimidazione al deputato regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano, colpi di pistola contro la vetrata della sua segreteria politica. Sentiamo Davide Sardo. Grave intimidazione contro il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano. Esplosi diversi colpi di pistola contro la vetrata dell'edificio che ospita la sua segreteria politica in corso Serrovira a Licata. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine con gli agenti del commissariato locale e la polizia scientifica al lavoro per raccogliere elementi utili alle indagini. Sono in corso verifiche sulla presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Angelo Cambiano, 43 anni, è noto per il suo impegno contro l'abusivismo edilizio che in passato, quando era sindaco di Licata, lo ha reso bersaglio di minacce e atti intimidatori. Tra gli episodi più gravi si ricorda l'aggressione fisica subita nel 2016 e l'incendio della casa di campagna della sua famiglia. Dal 2022 Cambiano ricopre il ruolo di deputato all'Assemblea regionale siciliana con il Movimento 5 Stelle, proseguendo il suo impegno politico iniziato come sindaco e poi come capo segreteria del viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Numerosi attestati di solidarietà al deputato Angelo Cambiano sono stati espressi da esponenti politici, associazioni e istituzioni. Il presidente della regione Renato Schifani auspica che le indagini facciano quanto prima piena luce sui responsabili di un gesto vile che, sono certo, aggiunge Schifani, non condizionerà in alcun modo il lavoro svolto dal deputato nel Parlamento regionale e sul territorio. A Palermo adesso, dove è polemica per il permesso concesso all'ergastolano Raffaele Galatolo. Pensate, il killer fedelissimo di Totò Riina che adesso sta trascorrendo le vacanze nel suo quartiere. Sentiamo Marco Gullà. Raffaele Galatolo, ergastolano, il killer del quartiere Acquasanta di Palermo, un nome che ha lasciato il segno nella storia di Cosa Nostra, torna alla ribalta. Con la sua condotta ha convinto il Tribunale di Napoli che lo ha dichiarato detenuto modello e che gli ha consentito di ottenere permessi premio per uscire dal carcere di Secondigliano. Il fedelissimo di Totò Riina sta trascorrendo le vacanze di Natale e di Capodanno a Palermo, nel quartiere dove un tempo dettava legge. Per la procura di Palermo Galatolo è e resta un pericoloso mafioso che deve rimanere all'ergastolo. Per il Tribunale di Sorveglianza di Napoli è invece un detenuto modello, tanto da meritare un permesso premio che durerà fino al 4 gennaio. Galatolo, uno dei responsabili della famigerata Camera della Morte in vicolo Pipitone, dove erano soliti uccidere i nemici del Capo dei Capi, era già tornato a Palermo lo scorso autunno. Negli anni '80 vicolo Pipitone rappresentava il centro catalizzatore del mandamento di Re Suttana, era il luogo degli incontri e degli affari, ma anche il luogo in cui Madonia
intrattenevano rapporti con esponenti dei servizi di sicurezza, da Bruno Contrada ad Arnaldo La Barbera, sino a Giovanni Aiello. Così, dopo la notizia dei giorni scorsi dell'annullamento del 41 bis per Giovanni Rina, il figlio della Belva, si allunga l'elenco dei boss e dei mafiosi che lasciano il carcere per permessi o che ottengono regimi carcerari meno duri. Il 28 dicembre scorso l'ufficio di sorveglianza di Padova aveva concesso 9 giorni di permesso al boss ergastolano Ignazio Bonaccorsi, 67 anni, capo del clan dei Carateddi di Catania, uomo di fiducia dello storico capomafia Turi Cappello. Bagheria approva il regolamento della tassa dei rifiuti e prevede anche agevolazioni tari appunto per chi denuncia il racket, un'iniziativa che andrebbe esportata anche in altre città siciliane come Catania e Palermo. Ancora Marco Gullà. Se denunci il pizzo avrai uno sconto sulla tassa della Tari, quella dei rifiuti. L'iniziativa, alquanto lodevole, arriva dal comune di Bagheria, in provincia di Palermo. L'amministrazione comunale bagherese ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della Tari, introducendo importanti novità che vanno oltre la semplice definizione delle modalità di calcolo e pagamento. Un sostegno concreto a quegli imprenditori onesti che denunciano il racket e le estorsioni. Il Consiglio Comunale è stato approvato un punto del nostro programma che prevede una riduzione parziale della Tari a tutti quegli imprenditori che denunciano il racket e le estorsioni. Una lotta chiara alla mafia che cambia pelle, non è più quella stragista degli anni 90 ma che si adegua e si adatta ai tempi, e quindi cerchiamo di farci trovare pronti. Un'iniziativa da esportare anche in altre località come a Catania e Palermo, dove spesso il pizzo si subisce passivamente. Prima di Natale, nell'operazione che ha decapitato il clan Scalisi di Adrano, era emerso che nel paese etneo tutti dovevano pagare il pizzo, anche i piccoli commercianti e gli imprenditori. Solo uno dei commercianti taglieggiati ha ammesso di essere stato vessato dal pizzo. Adesso a Catania ha convalidato il fermo dei 2 uomini che hanno stuprato una donna originaria del Mali pochi giorni prima di Natale sotto gli archi della Marina. Sembra che la vittima stesse cercando una presa per caricare il suo cellulare, poi la violenza. Desiree Ferlito. Convalidato il fermo dei 2 uomini, un egiziano e un 38enne di Augusta, che hanno abusato per la donna domenicana sotto gli archi della Marina, nel cuore del centro storico di Catania. Nelle carte di convalida firmate dal GIP Maria Ivana Cardillo emergono altri particolari di questa terribile storia. Un primo approccio legato alla conoscenza di uno degli stupratori con l'ex della donna, poi la ricerca di una presa dove poter mettere sotto carica il suo cellulare scarico. Il 38enne di Augusta con questa scusa l'avrebbe portata nel suo giaciglio di fortuna, tra materassi, coperte, sporcizie, ha abusato di lei. E poi, come nel peggiore dei film dell'orrore, un altro uomo, approfittando della vulnerabilità della donna, ha continuato ad abusare di lei. I 2 uomini hanno raccontato al giudice di aver avuto con la donna un rapporto consenziente. Lo hanno raccontato sin dal primo istante, anche quando, dopo il racconto e le indicazioni della donna, la polizia le ha raggiunti proprio lì, sul luogo dello stupro, mentre si erano addormentati dopo la violenza, come se nulla fosse accaduto. La donna, visibilmente scossa, aveva lividi alle gambe e sul resto del corpo, i pantaloni strappati. La giudice non ha messo in dubbio il suo racconto. I 2 sono ora in carcere, si attende di capire se ci sarà ricorso davanti al riesame. A Catania la prima riunione all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge che estende le misure adottate a Caivano ed altre aree vulnerabili. Tra queste c'è il quartiere di San Cristoforo. Emanuela Corsi. San Cristoforo come Caivano. Il quartiere catanese è stato inserito dal governo tra le 7 aree periferiche di tutto il territorio nazionale caratterizzate da una forte vulnerabilità sociale, nelle quali tramite decreto si deve estendere la strategia già adottata con successo nella provincia di Napoli. All'indomani dell'entrata in vigore del modello Caivano, con una dotazione finanziaria complessiva di 180 milioni di euro, il sindaco trantino e il commissario straordinario Fabio Ciciliano, che è a capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, hanno presieduto a Palazzo degli Elefanti la prima riunione operativa. Nel corso dell'incontro sono state tracciate le linee generali per adottare misure idonee a risanare uno dei quartieri storici cittadini in cui si registrano gravi problemi come la dispersione scolastica, il degrado sociale e infrastrutturale. Ma il problema maggiore a San Cristoforo è legato alla sicurezza e alla legalità. E in queste vie, a pochi metri dal salotto buono della città, che si trovano le più importanti piazze di spaccio cittadine. Solo pochi giorni fa è stata scoperta
scoperto un'abitazione dove poter acquistare gli stupefacenti, dotata anche di una drug room per poterli consumare sul posto. Non solo droga, ma anche stalle abusive con cavalli e pony tenuti illegalmente e impiegati nelle corse clandestine. Criminalità e degrado con enormi discariche di rifiuti che si formano tra abitazioni e palazzi e che a volte sommergono intere vie. Da tempo volontari e associazioni concentrano il loro lavoro nel rione catanese anche per sottrarre i più giovani alla malavita. Saranno loro ad essere coinvolti per la redazione del piano che dovrà avvenire entro 60 giorni per i progetti che verranno portati a esecuzione dalla struttura commissariale con procedure speciali di semplificazione amministrativa e la collaborazione istituzionale di Invitalia e Sport e Salute. Tutti gli interventi si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2027. Per il sindaco trantino si tratta di una grande opportunità offerta dal governo Meloni per Catania e in particolar modo per uno dei quartieri più disagiati della città. In Sicilia, oltre a San Cristoforo, anche Borgonuovo, in provincia di Palermo, sarà oggetto di un piano straordinario di riqualificazione sociale. È stata dimessa dalla rianimazione e si trova ricoverata nel reparto di cardiologia la turista tedesca ricoverata all'ospedale di Partinico. Dopo essere stata rimasta intossicata dal monossido di carbonio insieme alla sua famiglia a Cefalù, nella villa Deodata a Sant'Ambrogio. Domani sarà eseguita l'autopsia sul corpo del fratello morto di 36 anni, disposta appunto dalla procura. Veniamo al dramma dell'immigrazione dopo l'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa con 20 persone risultate disperse. La Caritas italiana rilancia il metodo dei corridoi umanitari come rimedio a un'ecatombe che solo quest'anno ha visto più di 2.200 persone inghiottite dal mare. Orazio Longo. Il corridoio umanitario come opportunità, ma soprattutto come strumento efficace per combattere le morti in mare. La Caritas è da tempo che ne parla, ora rilancia la questione dopo il naufragio di Capodanno che ha visto altre 20 persone finire disperse tra le acque del Mediterraneo dopo che un barchino è affondato al largo di Lampedusa. Cita Papa Francesco la Caritas italiana in un post sui social: siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, scrivono con l'hashtag Speranza e aggiungono che il naufragio di Capodanno rende tragicamente attuale la pratica dei corridoi umanitari. Anche altre associazioni sono intervenute. Un'alternativa legale e sicura si legge sul sito della Farnesina, il Ministero degli Esteri. Un modo, insomma, che se ampliato e portato a priorità eviterebbe quello che ancora una volta è successo a poche ore dal nuovo anno. 7 i migranti che si sono salvati e che ora sono alloggiati in un centro accoglienza straordinaria, CAS, di Agrigento. Tra questi anche un bimbo di 8 anni che nel naufragio ha perso la mamma con la quale voleva andare in Germania, dove vive e lavora il papà. Secondo il report dell'UNICEF, il bilancio delle vittime e il numero dei dispersi nel Mediterraneo nel 2024 ha superato il tetto dei 2200. Una persona ogni 5 è minorenne. La maggior parte fugge da conflitti violenti e dalla povertà. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sollecita quindi maggiori investimenti nei servizi essenziali per i bambini e per le famiglie, tra cui il sostegno psicosociale, l'assistenza legale, quella sanitaria e l'istruzione. Un 12enne albanese ha subito l'amputazione del dito di una mano all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito per le ferite riportate per l'esplosione di un botto mentre era in strada a Linera. Il paziente, che ha altre ferite al corpo causate appunto dalla deflagrazione, è ricoverato con la prognosi riservata. Altri 2 ragazzi connazionali del 12enne sono rimasti feriti nell'esplosione. Uno di loro ha riportato delle ferite guaribili in 20 giorni ed è stato dimesso. L'altro invece ha subito la perforazione del timpano dell'orecchio destro e lesioni corneali all'occhio sinistro. La prognosi per lui rimane riservata. Adesso a Catania, lo documentiamo già da tempo, lo scempio delle montagne di spazzatura e questa volta al civico 190 del viale Mario Rapisardi. Cittadini esasperati invocano l'intervento delle istituzioni. C'era per noi Tonino De Mana. È una vergogna perché Catania era la Milano del Sud, adesso si è ridotta così, un immondezzaio. Sacchetti di spazzatura accatastati uno sull'altro, avanzi di cibo delle festività, rifiuti di ogni genere, un odore nauseabondo che rende l'aria irrespirabile. Chi può fa il giro largo oppure alza il passo per superare la microdiscarica ben visibile e transennata. Altri, come gli anziani, non possono fare altro che prendere atto e farsi il segno della croce. Lo scempio è servito al civico 190 di viale Mario Rapisardi, dove la raccolta differenziata, tanto invocata dal comune di Catania, non è mai iniziata. Ho inviato parecchie lettere
alle autorità, nessuno mai ha fatto qualcosa. Noi siamo cadenti da questo punto di vista perché una raccolta differenziata non la facciamo e buttiamo tutto qua. Ci sarebbero le isole ecologiche, perché voi non la portate lì eventualmente? Perché siamo poco educati. Noi abbiamo da circa 25 anni, da quando questo amministratore non ci interessa veramente da fare l'amministratore. Non siamo noi a dover stabilire competenze e responsabilità, ma è auspicabile che gli attori protagonisti della vicenda, comune, Gema e amministratore del condominio, siedano attorno a un tavolo per trovare una soluzione condivisa che possa restituire decoro e dignità al viale Mario Rapisardi. 2 dei 3 figli di Giuseppe Zaccone sono stati denunciati dai carabinieri per l'occultamento del cadavere e per aver percepito per 2 anni la pensione del padre. È stato il terzo figlio a chiedere l'intervento dei carabinieri perché non riusciva a vedere il padre da tempo. Il genitore infatti si era trasferito a Ventimiglia di Sicilia e viveva stabilmente con uno dei due figli. Ci fermiamo una breve pausa e poi ci occuperemo dei saldi che stanno per arrivare, ma attenzione alle truffe. Sabato scatta la stagione dei saldi, siamo andati a vedere come si preparano i catanesi tra speranza, cautela e diffidenza. In molti infatti controllano prima il cartellino del prodotto da acquistare e per tutti l'obiettivo ovviamente è di evitare le fregature. Tonino De Mana. Si saldi chi può. Scattano sabato gli sconti invernali con le tasche dei siciliani già svuotate da regali e feste di Natale. Si parte tra incertezza, cautela e diffidenza con i commercianti che confidano nei saldi per dare impulso alle vendite. Dall'altra parte chi varcherà la soglia dei negozi lo farà tenendo conto del budget limitato. Ogni acquisto sarà quindi ponderato. Mattinata di calma apparente in via Etnea a Catania, in tanti ad osservare le vetrine e soprattutto ad appuntarsi il prezzo. Non farci fregare, perché magari aumentano il prezzo e invece non è il prezzo esistente. Ho visto che guardavi la vetrina. Sì. Cosa stavi facendo? Stavo controllando il prezzo. Perché solitamente alzano un pochettino i prezzetti dicendo che sono degli sconti. Ed invece cosa sono? Delle truffe autorizzate tipo? Sentiamo l'altra campana, quella dei commercianti. Io posso parlare per me, cioè noi siamo commercianti seri, non alziamo i prezzi, facciamo sempre delle promozioni e gli sconti sono veritieri. Sull'argomento il Codacons vigila ed ammonisce. In certe occasioni i commercianti, proprio in prossimità della data di inizio dei saldi, pare che aumentino a dismisura il costo iniziale del prodotto in vendita per poi applicare allo stesso i saldi. È chiaro che siamo innanzi a un'ipotesi di truffa. Tanti consigli, dallo scontrino da conservare alla diffidenza sulla scontistica elevata. Potrebbe trattarsi di merce non proprio nuova e soprattutto occhio al prezzo che deve essere esposto, chiaro e ben visibile. Agrigento, come sapete, è la nuova capitale della cultura 2025, ma ad attendere i visitatori nella Valle dei Templi ci sono dei cartelli pieni di errori di grammatica e la satira corre ovviamente sui social. Lorena Dolci. Capitale della cultura o degli strafalcioni? Mentre Agrigento entra di diritto nell'anno che la incorona regina delle arti, della cultura e del sapere, c'è chi si sbellica dalle risate a leggere questo cartello posto nella Valle dei Templi. Nelle indicazioni sui luoghi di Pirandello si leggono infatti ben 2 errori clamorosi. Valle di Templi con la preposizione storpiata proprio sul sito da 1 milione di visitatori l'anno e poi Pirandello casa natale contrata caos, dove il caos è pure nelle lettere che compongono la parola contrada. Errori di battitura? Sarebbe troppo facile. Queste parole dovrebbero infatti passare al vaglio di più persone prima di essere stampate su un cartello montato sul ciglio della strada a 100 metri dal Tempio di Ercole e ce ne sono ben 3 esemplari. Possibile che nessuno si sia accorto degli svarioni? Se ne sono accorti però gli automobilisti e la satira è servita da chi invoca gli addetti alla cultura e chi il patrocinio dell'ananas. Ma c'è anche chi segnala di rimuovere un altro cartello mostruoso,
Monteluoso, sulla Agrigento Caltanissetta. Al colmo del ridicolo, il cartello che vi mostriamo riporta, oltre ai loghi di Regione Siciliana e ANAS, anche quello di Strade del Cuore, il portale che indica ai visitatori le bellezze da scoprire. E questa è la strada degli scrittori, la statale 640 Agrigento-Catania, pochi chilometri che conservano la memoria di grandi autori come Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Camilleri e naturalmente il Sommo Pirandello. Uno, nessuno e 100.000 errori. Una breve pausa, poi il calcio, al via il calciomercato invernale, ma anche la cessione di proprietà per il Messina. Eccoci al calcio, al via il mercato, il Catania ha circa una decina di giocatori da piazzare per alleggerire il monte ingaggi, innesti previsti in porta, difesa e attacco. Intanto domenica il big match con il Benevento. Marco Carli. Dopo poche ore dall'avvio ufficiale delle trattative che si concluderanno alla mezzanotte del 3 febbraio, il Catania guarda all'appuntamento più importante del momento. La sfida di domenica, in diretta in chiaro su Telecolor col Benevento. C'è un mese di tempo per completare varie operazioni con Ivano Pastore a supporto di Daniele Faggiano. Servirà farlo bene in tempi brevi se si riesce, come chiesto da Toscano, ma soprattutto con una visione funzionale al progetto sia a livello economico che tattico. Ecco perché le cessioni sono in primo piano. I 5 esuberi, Chiricò, Monaco, Rapisarda, Silvestri e Zanellato, il cavallo di ritorno Costantino, ma soprattutto elementi più facili da piazzare della rosa attuale, come Luperini, ad esempio Montalto fino ad Adamonis e Ierardi, per risparmiare ciò che poi va investito in funzione di ingressi che devono essere funzionali per l'immediato e per il futuro e non restare sul groppone come è successo per tante operazioni del gennaio scorso. La squadra intanto lavora per il big match di domenica, in porta si candida Farroni se non arriva un colpo dell'ultima ora, proprio in porta sarà fatto un acquisto di sicuro, così come in attacco e in difesa. A proposito, la difesa si poggia sulla garanzia Castellini, a centrocampo De Rose farà l'allenatore in campo e Inglese in attacco porta i suoi numeri da bomber totalmente ritrovato. E riguardo ai numeri, quelli del Benevento riflettono la classifica, quasi 14 tiri di media partita. Il Catania col Sorrento ha ritrovato la verve offensiva e gli ultimi precedenti parlano a favore, così come il rendimento casalingo dell'ultimo periodo della capolista. Un match che vale in tutti i sensi per la classifica e per il futuro, come il mercato che ha appena preso avvio. Fumata bianca per la cessione della CR Messina, è arrivata la firma per il passaggio dell'80% delle quote alla società AD Invest. Francesco Triolo. Sì, un grosso passo avanti. Abbiamo concluso. Va bene? Prossimamente poi ne parleremo. Ma c'è la cessione già oppure ancora no? Formalmente? Sì, c'è la cessione, sì. È stata formalizzata? È stata formalizzata. L'80% del Messina è di AAD Invest, la società di intermediazione che da mesi trattava l'ingresso nel club giallorosso. L'ufficialità è arrivata per bocca di Stefano Alaimo, il designato nuovo presidente all'uscita dallo studio del notaio Silverio Magno, dove è stato firmato l'atto di cessione dando seguito al preliminare siglato lo scorso novembre. Per la famiglia Sciotto, che mantiene il 20% delle quote, erano presenti il presidente Pietro Sciotto accompagnato dai figli Paolo e Salvatore. La società ha già dato comunicazione ufficiale, un'operazione accelerata nelle ultime ore, tanto che sono stati bloccati dallo stesso Sciotto alcuni incontri di mercato che erano stati programmati per la cessione di alcuni giocatori. In uscita c'erano Ortisi, Lia, Manetta e Rizzo. Ho un messaggio che abbiamo bisogno dei tifosi e li aspetto tutti domenica allo stadio. Abbiamo bisogno di loro. Scusi, la data. Noi faremo una grossa parte, ma anche loro ci devono aiutare. Il Trapani ha ufficializzato le prime operazioni di mercato. Si tratta dell'attaccante King Udoh, ceduto alla Triestina con la formula del prestito con obbligo di riscatto, e del centrocampista Andrea Marino, ceduto al Lecco con la formula invece del formula del prestito secco. Bene, io mi fermo qui e questa è l'ultima notizia per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per l'ascolto e buona serata.